Nel testamento di Ugone II, morto nel 1335, al figlio Mariano, signore di Goceano e di Marmilla, vengono lasciati i castelli appunto di Goceano e Marmilla, con le relative curatorie, ville e pertinenze, in quanto queste signorie erano extragiudicale, già facenti parte del terzo cagliaritano, e dunque non facevano parte del territorio che veniva ereditato dal primogenito Pietro III. Le signorie furono infeudate a Mariano dal re Pietro IV il Cerimonioso, con il titolo di conte di Goceano e di Marmilla, nel 1339. Lo stesso testamento cita il castellano di Monreale, Marianus de Villa, allorché riporta l'elenco dei beni lasciati in eredità al primogenito Pietro. Alla morte del fratello Pietro, nel 1347, Mariano diventa re e comincia a rendersi conto che la convivenza dei due regni, Arborense e di Sardegna e Corsica, non è possibile perché entrambi orientati ad una politica imperialista. Nel 1353 riprende l'offensiva e rompe l'alleanza con la Corona d'Aragona, ordina ai suoi capitani, Azzone di Modena e Cino de' Zori e Pietro de Sena, di raccogliere tutto il grano disponibile nelle ville, escluso il necessario alla sopravvivenza delle popolazioni, e di portarlo ad Oristano o a Monreale, allo scopo di indebolire il nemico che si appresta ad attaccare i territori arborensi e di incamerare questo bene prezioso per condizionare il prezzo sul mercato. Sicuramente anche la Splasas e la Marmilla collaborarono in questo frangente alla raccolta dei cereali, laddove Cino de' Zori, comandante di dubbio valore, era stato castellano di Marmilla. Il trattato di pace del 1354 sancì svariati privilegi per Mariano IV, mentre il re Pietro IV ottenne Alghero e la garanzia che alcuni castellani in Arborea fossero di nazionalità catalana o aragonese, fra i quali quello di Marmilla, nodale punto strategico verso il Cagliaritano. Ma questa clausola non fu mai rispettata e il trattato fu riscritto. Il 13 febbraio del 1355, fra gli 11 rappresentanti giudicali che si recano dal re Pietro IV a Cagliari per trattare la pace, c'erano non a caso Guantinus de Sena et Ugolino de Campo, Scindicit et procuratores universitatum villarum et loco rum districtus Castri de Marmilla e Nicolaus de Via sed Matteus Cunxator Scindici et procuratores universitatum villarum et locorum districtus Castri Monteregali. Si giunse così all'accordo e fu firmata la pace di San Luri l'11 luglio del 1355. 10 anni dopo, nel 1365, Mariano conquista l'intera isola, tranne Castel di Cagliari, Alghero e Sassari. La controffensiva iberica, guidata nel 1368 da Pietro Martinez de Luna, passò alla prima linea di difesa del confine meridionale del Giudicato, costituita dai castelli di Arcuentu, Monreale e Marmilla, e giunse fino ad assediare Oristano prima di essere respinta. È ipotesi ragionevole che i due castelli abbiano in questa fase bellica subito danni e conseguenti restauri che l'evidenza archeologica potrà eventualmente individuare e definire meglio. Ancora ritroviamo entrambi i castelli associati nel testo che riporta il trattato di pace del 1388 fra Eleonora d'Arborea e Giovanni I d'Aragona, che sanciva il ritorno dell'Arborea entro i propri confini storici. Fra i firmatari dell'accordo, in rappresentanza dei relativi territori, sono i delegati eletti localmente in ogni curatoria del regno. Per la Marmilla è presente, oltre ad alcuni abitanti di Las Plassas e del Maiore de Villa, Margiano Cocco, anche il castellano di Marmilla, Nicolao Longu. Mentre per Monreale sono presenti, oltre al rappresentante della villa di Sardara, anche Elio Ferrali, castellano Maiori Castri Montis Regalis, et ufficiali Contrade Castri e Iusdem e Fuliado de Sena, locum tenente potestates burgi castri predicti, al quale seguono alcuni abitanti del borgo di Medievale. Ciò sta a significare la rilevanza del borgo oltre che del castello di Monreale. Dopo soli 3 anni di conflitto riprese e dopo le alterne vicende del giudicato e della famiglia regnante si giunse allo scontro del 30 giugno del 1409 presso la villa di San Luri.
fra l'esercito arborense, guidato personalmente dal giudice Guglielmo Visconte di Narbona, e quello catalano aragonese, comandato da Martino il Giovane, figlio del re. Durante la ritirata, seguita alla rotta delle truppe giudicale, uno dei due tronconi nei quali si divise l'esercito riparò, scampando al massacro, toccato agli altri due, proprio nel castello di Monreale, nel quale resistette all'assedio delle truppe iberiche. All'indomani del 1410, dell'abolizione del titolo del giudicato di Arborea, i due castelli entrarono a far parte della contea di Quirra. Alcuni documenti ci testimoniano l'importanza ancora attribuita dal governo iberico dell'isola ai due castelli in esame, proprio attraverso le numerose sollecitazioni del governatore Berengario Carroz fra il 1412 e il 1413 all'amministrazione delle rendite e dei diritti reali perché rifornisca i due fortilizi di tutti i vettovagliamenti e non solo dei quali hanno bisogno per restare in perfetta efficienza. Pian piano però la necessità di difesa del territorio e soprattutto il significato di quel confine sul quale tanto a lungo avevano vegliato i castelli di Monreale e di Marmilla vennero meno e anche i due castelli iniziarono ad invecchiare e a essere dimenticati. Come si evince dal dato storico, i due manieri restarono sempre fondamentali capisaldi vigilanti sul confine meridionale arborense, a controllo dei fertili campi, a vocazione cerealicola del Medio Campidano e della Marmilla, a difesa delle nevralgiche vie di comunicazione di terra e d'acqua necessarie ad uso militare e commerciale. Dalle fonti si attesta anche la funzione residenziale di Monreale, laddove i giudici e la loro famiglia soggiornano, anche per le terme di Villa Abbas, e da dove il giudice scrive lettere importantissime, ma anche per l'ampiezza della struttura particolarmente munita. Nell'attualità, le amministrazioni comunali di Sardara, succedutesi nel tempo, hanno sempre creduto e riconosciuto un valore inestimabile nei confronti del proprio patrimonio culturale, tanto da essere valorizzato e promosso dalla cooperativa Villa Abbas. Sin dagli anni '80 il complesso fortificato di Monreale è stato interessato da diverse campagne di restauro e scavo archeologico. Attualmente è in corso il terzo intervento di scavo e restauro del borgo medievale. L'indagine interessa per il momento due aree distinte, una a nord e una a ovest, in prossimità della porta San Gavino. Le immagini tirate dall'alto sono state effettuate dallo studio di ingegneria di Piras Massimiliano di Gonnosfanadica. La scelta delle due aree è stata pensata in modo da soddisfare sia le esigenze di tipo scientifico, cioè la relazione del borgo con il castello, notare la progettualità dell'impianto abitativo, studiare la viabilità, la disposizione degli ambienti nell'area del borgo, la loro funzione e dall'altra parte offrire al visitatore un itinerario che possa essere omogeneo e comunicativo. Ora vi faccio vedere alcune immagini più in dettaglio. Questa è l'area ovest, in prossimità della porta San Gavino, e stiamo indagando archeologicamente questi due ambienti con orientamento est-ovest. Nel successivo intervento il progettista, ingegner Bordicchia, ci illustrerà in dettaglio il progetto di restauro volto alla valorizzazione del sito, mentre la parte prettamente archeologica verrà illustrata dalla collega Letizia Cocciantelli, che sarà la portavoce della direzione scientifica nella persona della professoressa Francesca Romana Stassolla, che purtroppo per altri motivi non è potuta essere presente. Anche il territorio della Marmilla è interessato da decenni alla valorizzazione del territorio e in questo contesto si inserisce il comune di Las Plassas, che da tempo sta lavorando affinché i beni culturali presenti nel territorio possano inserirsi in un contesto più ampio e consolidato da tempo. Per far sì che la proposta culturale possa essere diversificata rispetto all'offerta turistica del territorio, tenendo presente il patrimonio esistente, nel 1206 è stato costituito il Centro di Documentazione e Comunicazione